Loro mi hanno chiesto perché erano stupiti, insomma un po' spiazzati anche, e io ho spiegato che appunto sono un po' contrario insomma all'esame in sé. Per me ci sono altre cose che fanno crescere, che fanno effettivamente maturare le persone. Lo scorso anno le sue parole contro il sistema dei voti a scuola aprirono il vaso di Pandora, scatenando non solo emulazioni da Treviso a Belluno, ma anche il dibattito nazionale. Ora però il gesto di Gianmaria Favaretto, all'epoca maturando del liceo scientifico Fermi di Padova, non sarà replicabile, o meglio, costerà la bocciatura a chi lo porterà avanti. Nel 2025 il giovane studente aveva già raggiunto con gli iscritti il punteggio necessario per passare. Quest'anno invece l'esame sarà ritenuto valido soltanto se il candidato sosterrà regolarmente tutte le prove previste. È il giro di vite imposto dalla riforma voluta dal ministro Valditara per la maturità 2026. Un conto alla rovescia già iniziato. Meno di un mese e 39.000 studenti veneti affronteranno la prima prova scritta di italiano il 18 giugno alle 8:30. Per la precisione, un esercito di 39.455 maturandi, di questi 1.136 esterni. In totale 1.975 classi coinvolte, ripartite in 506 sedi e affidate a 991 commissioni. È la marca trevigiana a registrare il numero più alto di giovani all'esame con 7.721, seguita dalle province di Vicenza e Verona, mentre il dato più basso resta quello di Belluno, 1.478. Intanto la macchina organizzativa è ormai completata. Gli uffici di ambito territoriale stanno ultimando la costituzione delle commissioni e la predisposizione delle sedi d'esame. Tra le principali novità non soltanto la norma antiprotesta all'orale, cambia anche la struttura delle commissioni, composta da 5 commissari di cui 2 interni, mentre presidente e gli altri 2 membri sono esterni. E il colloquio orale, obbligatorio, verterà su 4 discipline individuate a livello ministeriale. Prima dell'ultimo scoglio comunque arrivano gli iscritti. Appuntamento alle 8:30 del 18 giugno.